Eccoci, siamo di nuovo a Venezia e sono molto contenta di avere qui con me il fotografo Maki Galimberti, denominato anche il maestro. Maki, che ho avuto il piacere di conoscere tra l'altro proprio a Venezia qualche anno fa, è stato con me tra i protagonisti di un viaggio, di una missione che come deputati europei abbiamo voluto fare a gennaio dell'anno scorso lungo la rotta balcanica. Io ho insistito tanto con il mio gruppo affinché venisse appunto chiesto proprio a Maki di interpretare e di fotografare quello che avremmo visto. Ti dirò che io non avrei mai pensato di vedere quello che abbiamo visto al campo di Lipa, purtroppo, ma devo anche riconoscere che tu con quel video, con quel documentario, con quelle foto hai fatto un lavoro straordinario. Forse oggi, alla luce delle vicende afghane, molto molto attuale. È vero, era inverno, faceva freddo, e quando mi hai proposto di seguirti ho pensato che fosse un'idea balzana, perché faccio i ritratti per le copertine di riviste patinate, sono abituato ormai a fotografare celebrità e alla fine penso che tu ci abbia visto giusto, perché questo lavoro che abbiamo fatto di ritratti è una cosa insolita che secondo me può cambiare il modo di percepire i drammi del mondo, e fotografando i protagonisti, loro malgrado, di queste brutte situazioni come quelle che abbiamo visto sulla rotta balcanica, in modo diciamo non imbruttente, ma cercando di dare dignità alle persone. E infatti lungo la rotta balcanica, dove insieme a te nello scavo Pietro Bartolo e i miei colleghi deputati siamo stati anche noi vittime di un respingimento da parte della polizia croata, che appunto ci ha bloccati lungo la foresta di Boina e ci ha impedito di vedere cosa succedeva al confine. Di fatto al confine succedono e avvengono purtroppo i respingimenti illegali da parte dei profughi che invece hanno e avrebbero il diritto all'asilo. Però la cosa che mi è piaciuta delle tue foto è stato che tu hai dato non solo dignità e bellezza a quei volti, ma hai fatto in modo di trasmettere il loro sguardo su di noi e non il contrario. Perché? Perché secondo me il cambiamento, cioè persistere nello stesso linguaggio che è quello impoverente dei drammi, produce assuefazione. Invece lo shock di usare un linguaggio da celebrità con delle persone che non sono rappresentate come celebrità ha prodotto l'inversione di rapporto causa-effetto. Non siamo noi che guardiamo le sfighe del mondo, ma sono le persone che subiscono le sfighe del mondo, Certo. che guardano noi. Grazie Maki Galimberti. Ovviamente io insisterò anche che tu insomma sia dei nostri per la prossima missione, sempre lungo la rotta balcanica, perché sappiamo che la questione afghana, ahimè, determinerà un aggravamento, un peggioramento della condizione dei migranti in quei luoghi. Grazie. Grazie a te.